10 anni fa venne chiusa per carenze strutturali, una chiusura temporanea si disse, ma ad Agrigento si sa non c'è nulla di più definitivo del provvisorio. E così la scuola dei Cosmi, nel cuore del centro storico del villaggio Mosè, è stata preda di vandali e teppisti. Oggi però per la scuola si apre una nuova prospettiva. Grazie al protocollo d'intesa siglato nel novembre 2011 tra Comune e Fondazione Agire Insieme, partiranno a breve i lavori di ristrutturazione. Oggi la cerimonia di consegna dei lavori alla presenza del sindaco Marco Zambuto e del presidente della fondazione, l'imprenditore Salvatore Moncada, che si è intestato alla direzione dei lavori per oltre 150.000 euro. Un'altra tappa del percorso della fondazione Agire Insieme in favore della città di Agrigento. Sì, voglio dire, era la prima cosa che avevamo fatto dando un messaggio per i bambini, ora iniziamo, che ancora materialmente non è iniziato, io sono sempre dell'idea che le cose si fanno quando sono finite e non quando si iniziano e quindi speriamo in 3-4 mesi di consegnarla alla collettività in maniera tale che i bambini il prossimo anno possano venire a scuola qui. Penso che sia una cosa bella, sia anche segnale del fatto che la Fondazione voglia pensare ai bambini e ai ragazzi di queste città. E questo non c'è meglio che sistemando una scuola che è il luogo dove i bambini crescono. La fondazione non può fare grosse cose, è una piccola fondazione, però la cosa importante è lanciare dei messaggi che possono essere anche per certi aspetti anche emulati da qualche altro, perché voglio dire, non è che c'è solo la fondazione, che ci sono tanti altri organismi. È il primo concreto rapporto tra il Comune di Agrigento e la Fondazione Agire Insieme che dà un'importante struttura alla città, al villaggio Mosè, con il recupero funzionale della scuola dei Cosmi. In che cosa consisterà l'intervento? L'intervento è un intervento di completamento di una struttura che ha già subito recentemente un intervento di adeguamento statico, si completeranno gli impianti, gli infissi, le porte e si renderà fruibile la struttura che è chiusa da parecchio tempo. E nella scuola di Piazza Vespro è stata anche la scuola di Francesco Tirone, 6 anni, alunno della prima elementare, morto nel marzo del 2003 per una grave malattia. La mamma Roberta Tuttolomondo, commossa, non ha voluto mancare alla cerimonia. Un ricordo importante, un traguardo raggiunto strepitoso, ne sono felice, sono orgogliosa e sicuramente se lui ci vede da lontano lo sarà come noi. Questo è un atto di grande generosità, Totò ha dimostrato grande amore nei confronti della propria terra e credo che sia giusto prendere come esempio quello che ha fatto Totò, sia noi cittadini agrigentini che tutti gli imprenditori, ma soprattutto tutti quelli che in questo momento concorrono a salire al potere.